Benvenuti, bentrovati ad una nuova puntata di Speciale Medicina. Oggi affronteremo una patologia abbastanza complessa, diciamo che per molti scienziati è descritta quasi come un tunnel, perché alla fine questa luce, sì, ok, la si potrà vedere forse in un futuro prossimo, anche veloce speriamo, però in realtà è un corollario di così tante sintomatologie, collegate e non collegate, ma che causano spesso disfacimento delle nostre funzioni organiche, quelle più importanti, da non poter capirne il perché tutto ciò debba avvenire. Sicuramente una parte del nostro corpo decide ad un certo punto, almeno nella forma più grave, di aggredire elementi che fanno parte dello stesso corpo e quindi si innesca un meccanismo di autodistruzione di ciò che in realtà ci appartiene e non andrebbe distrutto dalle nostre stesse cellule. Comunque ne parleremo abbastanza con i nostri ospiti, che vi presento subito. Con me in studio il dottore Leonardo Russo, endocrinologo, e insieme il dottore Giovanni Galluzzo, diabetologo. Benvenuti. E allora cominciamo subito con il dottore Leonardo Russo. Bene, parliamo di diabete. Ecco, questa patologia cronica così definita autoimmunitaria. Ecco, che cos'è il diabete? Allora, il diabete è una sindrome, un quadro clinico molto complesso, caratterizzato da un evento che noi definiamo come iperglicemia, quindi come aumento del tasso del glucosio nel nostro sangue, del cosiddetto zucchero, tra virgolette, nel nostro sangue, che determina una serie di effetti in acuto che portano poi un paziente, spesso all'attenzione del proprio medico di medicina generale, ad esporre una serie di sintomi e di manifestazioni cliniche associate all'incremento del glucosio nel proprio sangue, quali per esempio la necessità di dover bere molto, la necessità di dover andare molto spesso a fare in bagno per un'eccessiva diuresi, e che chiaramente sono legati a questo effetto che l'incremento del tasso di glucosio viene a determinare nel nostro sangue. Il diabete è un quadro molto complesso, una sindrome molto complessa, che vede nelle due forme principali il diabete di tipo 2, che è quello che prevalentemente colpisce il soggetto adulto. Dico prevalentemente perché oggi molto spesso anche il diabete di tipo 2 è presente anche in soggetti di giovane età, visto purtroppo anche l'incremento di un'altra problematica estremamente importante e correlata al diabete, che è il diabete di tipo 2, che è l'obesità, specialmente l'obesità infantile, mentre un'altra forma di diabete che ci impegna molto anche dal punto di vista lavorativo è il diabete di tipo 1, che invece è una patologia che, a differenza del diabete di tipo 2, si viene a determinare per una distruzione delle beta cellule, che sono quelle cellule che sono deputate alla produzione dell'insulina all'interno del nostro pancreas. Che è un ormone. E che è l'ormone principale nell'ambito dei meccanismi di regolazione del glucosio nel nostro sangue, e che chiaramente nel momento in cui queste beta cellule vengono distrutte da un processo autoimmunitario, questa condizione determina una riduzione via via sempre più marcata della produzione dell'insulina, che determina in ultima analisi un incremento che talvolta può essere particolarmente serio e anche grave per la salute dei nostri pazienti, che favorisce l'evoluzione del diabete di tipo 1, che talvolta si viene a presentare in maniera molto brusca, in maniera molto seria dal punto di vista clinico, e che necessita molto spesso della gestione anche ospedaliera nelle condizioni che noi definiamo di chetoacidosi, nelle condizioni in cui il diabete si manifesta in tutta la sua gravità e necessita quindi di immediate cure a livello ospedaliero. Quindi chetoacidosi significa un problema gravissimo alla respirazione, no? Ecco, anche. Assolutamente sì, una delle manifestazioni cliniche associate alla chetoacidosi è il cosiddetto respiro di Kussmaul, che è un respiro tipico dei soggetti che sono in chetoacidosi, che devono eliminare quelle sostanze acide che si accumulano nel sangue e che determinano anche un effetto tipico nel respiro, che è il cosiddetto respiro di Kussmaul, con un respiro più superficiale e più rapido, che è tipico proprio delle condizioni di grave scompenso che questi soggetti vengono. Esatto, questa è una grave complicanza. E allora, ma questi bambini, allora noi appunto ci sono tanti casi di bambini con diabete mellito di primo tipo, colpisce soprattutto unicamente bambini perché inizia nell'età infantile,
verificarsi la sintomatologia. Ma c'è dietro tutto questo scatenamento una genetica, una predisposizione genetica ad avere questo, cioè abbiamo l'informazione nel nostro DNA, ad un certo punto si scatena, tutto è programmato perché ad una certa età si verifichi quello che lei ha appena detto? Assolutamente sì, noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico un particolare assetto cromosomico che è quello che noi individuiamo e studiamo nel cromosoma 6, dove vi è un assetto genetico che noi definiamo come aplotipo HLA, che predispone proprio ad alcune patologie autoimmuni, come per esempio anche al diabete di tipo 1, e che talvolta fa presentare queste patologie autoimmuni anche associate tra loro. Non è raro trovare anche la concomitante presenza di altre patologie autoimmuni nei soggetti che hanno il diabete di tipo 1, come la tiroidite autoimmune, come la celiachia, come la gastrite cronica atrofica, quindi tutta una serie di manifestazioni che hanno come primum movens una predisposizione genetica che poi si rende manifesta nelle varie manifestazioni cliniche che sono associate alle varie patologie. Ma c'è qualcosa che scatena poi la presentazione della patologia, non lo so, anche fattori ambientali oppure un'infezione batterica che possa mettere in qualche modo in luce quello che ci sta dentro l'informazione cromosomica? Indubbiamente sì, ci sono delle manifestazioni, delle patologie su base virale, delle infezioni su base virale. Ah, virale, non batterica? No, prevalentemente virale, legate ad alcuni ceppi virali come per esempio i Coxsackie, B4. il B4, che favoriscono, sono il cosiddetto primum movens, che attiva tutta una serie di cascate autoimmunitarie che poi favoriscono la cosiddetta infiammazione a livello pancreatico, la cosiddetta insulite, che è quella condizione che poi va via via progressivamente danneggiando il patrimonio delle beta-cellule e che poi determina l'esordio del diabete di tipo 1, che oggi devo dire dobbiamo anche sottolineare anche con la presenza di questa forma autoimmunitaria non solo nei bambini ma anche in soggetti anche più grandi, dove noi etichettiamo questa forma di diabete di tipo 1 come l'ADA, quindi una forma di diabete di tipo 1 a lenta insorgenza, a lenta progressione, che comunque vede sempre nell'insulite, nella patologia autoimmunitaria, quella condizione che poi viene a determinare l'iperglicemia e che chiaramente ci dà delle indicazioni dal punto di vista terapeutico nettamente diverse rispetto a quelle che invece sono tipiche del diabete di tipo 2. Ma dal diabete di primo tipo soprattutto si guarisce? Ahimè no, il diabete di tipo 1 è una malattia cronica, una malattia su cui bisogna assolutamente imparare a gestire questa patologia, una patologia che accompagna tutta la vita del soggetto che ha il diabete di tipo 1 e che quindi deve convivere con questa situazione, deve imparare a gestire questa situazione e deve cercare di utilizzare al meglio quelle che oggi sono le strategie terapeutiche e le strategie di gestione della patologia che oggi fortunatamente sono presenti e che noi spesso cerchiamo di utilizzare per poter migliorare la qualità della vita e anche la gestione della malattia stessa. Certo. Allora, dottore Galluzzo, allora, in un bambino, stiamo parlando un attimo del diabete mellito di primo tipo, allora, la mamma osserva, il bambino ha tanta sete, urina spesso la notte, perde peso, magari respira un po' male e magari fa la pipì a letto, la cosiddetta enuresi. Allora il medico di famiglia consiglia un prelievo, dal prelievo si evince che c'è una glicemia, un valore glicemico oltre la norma. Questa mamma, questo papà, questa famiglia, a chi si rivolge? Ci sono degli ambulatori dove si possa andare nella nostra realtà agrigentina, siciliana, non lo so, questo me lo dirà lei, per poter insomma effettuare il primo controllo veritiero con uno specialista? Sì, io direi che in tutta Italia c'è una rete di ambulatori diabetologici voluta fortemente dai nostri legislatori e che ha appunto contribuito, grazie alle specifiche leggi, a far sì che questa assistenza diabetologica sia ben distribuita su tutto il territorio nazionale e direi che è distribuita anche bene nella nostra regione, anche se chiaramente come lei ha perfettamente delineato con la sua introduzione, il fatto che il diabete possa interessare vari organi e apparati del nostro organismo, questo chiaramente ha indotto a specializzarsi ancora di più nella valutazione e quindi nel trattamento del diabete mellito e delle sue complicanze. E questo rende ovviamente necessario una distribuzione di ambulatori che si interessino in maniera più specifica appunto delle diverse situazioni che possono interessare il diabete mellito. E nella fattispecie, parlando appunto del diabete mellito tipo 1,
oltre alla diagnosi che può essere fatta ovviamente in qualsiasi tipo di ambulatorio diabetologico, poi ci si indirizza verso particolari forme di assistenza e nel diabete tipo 1 questa assistenza riguarda soprattutto l'utilizzo di quello che sono le nuove tecnologie applicate al diabete che rendono sicuramente la qualità di vita dei nostri pazienti sicuramente migliore che è molto diversa da quella che era fino a qualche anno fa. La interrompo un attimo, parla di tecnologie, poi magari spieghiamo a cosa ci riferiamo, ma se viene richiesta urgentemente la tecnologia per ovviare a una terapia sostitutiva che insomma non è invalidante oramai, però sicuramente non offre una qualità di vita, noi parliamo di qualità in questo momento, certo. La richiesta supera il numero degli ambulatori, perché il diabete mellito è una realtà frequente, cioè il numero è consistente, quindi ecco, noi possiamo accedere con facilità oppure ci sono liste d'attesa oppure ci sono delle difficoltà, perché credo che la tecnologia, lei si stia riferendo all'applicazione di qualcosa che possa infondere quest'insulina nei diabetici di primo tipo che vivono grazie certo. a un'insulina esogena, cioè che certo. viene dall'esterno, no? Infondere l'insulina e nello stesso tempo controllare anche i livelli di glicemia, che è la cosa molto più importante ovviamente. E oggi esistono sistemi integrati che permettono appunto a questi microinfusori di infondere quell'insulina strettamente necessaria al fabbisogno della persona grazie alla integrazione con i cosiddetti CGM, cioè a dire delle apparecchiature che permettono appunto di controllare istante per istante i livelli di zucchero nel sangue e poter quindi attraverso degli algoritmi particolari far sì che l'infusione di insulina sia adeguata al fabbisogno appunto del soggetto. Noi purtroppo in provincia ad oggi non abbiamo ancora un ambulatorio diciamo strutturato e dedicato all'applicazione di queste nuove tecnologie. Cioè noi abbiamo gli ambulatori dedicati alla patologia diabete, ma non abbiamo gli ambulatori attrezzati tecnologicamente di microinfusori e di anche, non lo so, insomma, penso che chi mette il microinfusore debba essere seguito, penso che sia una cosa non facile, che sia anche un po' articolata, infatti, no? perché è chiaro, perché la gestione del microinfusore è una gestione particolare perché il giovane o la persona insomma, che porta questo microinfusore può andare incontro a diverse situazioni che possono essere per esempio lo stop dovuto a fattori... Si inceppa il esattamente, microinfusore, ecco, grazie. Oppure può scaricare più di quello che deve e causare anche uno svenimento. Oppure no? ci sono delle situazioni anche legate a patologie intercorrenti, vuoi ecco. influenze, vuoi febbre, che necessitano ovviamente di un controllo continuo. E di un intervento sanitario, un intervento medico specialistico per poter gestire al meglio la situazione. E quindi noi allora in quale fase siamo? Siamo nella fase dello specialista in diabetologia, ma non infatti. del controllo di queste metodologie tecnologiche per evitare insomma la punturina. Esattamente, ad oggi noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei pazienti, sì. Certamente ritagliando degli spazi che ci viene difficile anche trovare perché dovendo far fronte all'enorme richiesta che c'è ad oggi da parte dell'utenza, perché purtroppo la patologia diabetica, come lei già detto, è una patologia che aumenta sempre di più, sì. Vuoi per l'allungamento della vita, vuoi per i fattori ambientali che favoriscono ancora di più l'aumento dell'incidenza e quindi della prevalenza di questa condizione. Dovendo quindi far fronte a un'aumentata richiesta, ma essendo il numero degli specialisti e le ore dedicate purtroppo alla gestione della malattia sempre le stesse, abbiamo notevoli difficoltà a poter... Ma questa è una realtà non soltanto nostra, credo che anche in altre province ci sia la difficoltà nel mantenimento del controllo dei pazienti diabetici, soprattutto parlo degli insulinodipendenti, perché questo diciamo che è il problema principale, no? Perché il dottore Russo poco fa parlava di una seconda forma di diabete che volgarmente noi diciamo di tipo alimentare, nel senso che insorge in età adulta però con un controllo della dieta, con un controllo di una vita sana, di un'attività insomma sportiva,
va di bere 2,5 litri di acqua al giorno, insomma in qualche modo terapeuticamente, cioè farmacologicamente, senza insulina si può controllare, giusto? Ecco, e allora dottore Russo, la problematica legata al microinfusore nel bambino. Il bambino nella realtà di questa tecnologia vive bene questo approccio alla macchinetta che lo può aiutare a vivere meglio? Molto spesso devo dire che sono gli stessi pazienti che cercano il nostro aiuto, sapendo, essendo informati di quello che oggi offre la tecnologia, sia in termini di gestione della patologia, in termini di monitoraggio della patologia, come diceva bene il dottore Galluzzo prima, ma soprattutto in termini di gestione terapeutica. Oggi i pazienti sono informati, sanno che cosa sono i sistemi di infusione dell'insulina e i microinfusori, sanno che cosa sono i sistemi di monitoraggio delle glicemie e ci chiedono il supporto, ci chiedono il nostro aiuto e ci chiedono l'aiuto di persone, competenti, di persone che siano in grado di poterli seguire, di poter seguire un percorso particolarmente complesso, particolarmente difficile, certo. Dove chiaramente prima di tutto la necessità è di trovare persone che sappiano utilizzare questi strumenti, sappiano individuare quali strumenti utilizzare, perché nell'ambito anche della gestione tecnologica ci sono diverse apparecchiature, come diceva il dottore Galluzzo, che noi possiamo utilizzare. Ci sono dei sistemi che già di per sé ci permettono di avere una comunicazione integrata tra monitoraggio e terapia e che quindi chiaramente sono ulteriormente più evoluti. Ci sono dei sistemi più piccoli, più performanti dal punto di vista estetico, che magari a voi questo non riescono a farlo e ancora di più il nostro lavoro diventa più complesso, diventa più difficile, e per fare questo c'è bisogno di tempo, per fare questo c'è bisogno di un'educazione sanitaria che non riguarda solo i giovani, riguarda le famiglie, riguarda anche le persone che sono quotidianamente a contatto con questi ragazzi. Basti pensare le necessità che spesso hanno le scuole di doversi interfacciare con noi, di dover capire come gestire un'ipoglicemia, come utilizzare il glucagone, che è un farmaco che molto spesso necessita di essere utilizzato nei pazienti che fanno terapia insulinica, nei giovani che fanno terapia insulinica e che possono andare incontro ad un'ipoglicemia. Ed è chiaro che l'utilizzo delle tecnologie permette di ridurre drasticamente il rischio delle ipoglicemie, ed è per questo che eticamente noi cerchiamo in tutti i modi di dare risposte ai nostri pazienti, perché ridurre il rischio di ipoglicemia significa anche ridurre rischi di morbidità e mortalità dei nostri pazienti, su cui noi non possiamo essere assolutamente indifferenti. E io vorrei aggiungere che oltre al rischio in acuto, che viene sicuramente ridotto da queste tecnologie, noi abbiamo anche la possibilità di allontanare di gran lunga l'insorgenza delle complicanze, che sono Era proprio quello che le costituiscono un volevo grossissimo chiedere. peso anche in termini di economia sanitaria. Certo, certo, ecco, perché le complicanze... rallentare la progressione e la complicanza significa minore ricovero, minore assistenza, minore richiesta di aiuto sanitario, ovvio. Ma appunto abbiamo parlato del diabete mellito di primo tipo e le complicanze eventuali, la qualità di vita, le difficoltà nel crescere di un ragazzino con insomma il problema di cui abbiamo già parlato abbastanza, ma nell'adulto, nel ragazzo che cresce, le complicanze, cioè la cronicità della patologia dà anche situazioni cliniche importanti. Esistono problemi, lo sappiamo tutti, volgarmente noi conosciamo la cancrena o gangrena, che dir si voglia in medicina, del piede, la minor sensibilità del piede nei diabetici cronici, problemi alla vista, problemi insomma di vario tipo in tanti organi e settori del nostro corpo. In questo caso la richiesta, come possiamo noi sopperire alle richieste dei pazienti che si trovano in queste gravi difficoltà? Oggi noi siamo nelle condizioni purtroppo di dover indirizzare i pazienti che per esempio presentano delle problematiche del tipo che lei ha accennato, per esempio per il piede diabetico. Siamo costretti ad avviarli a centri che si trovano al di fuori della nostra provincia, in quanto noi non abbiamo ancora oggi delle strutture che siano adeguate e in condizione di affrontare al meglio questo tipo di ma magari nel condizioni. nostro prossimo futuro, insomma vicino, potremmo anche usufruire di queste situazioni ambulatoriali, Sì, perché insomma la nostra sanità è in crescendo, insomma in qualche modo stiamo provando a rispondere alle necessità. Per fortuna ci sono le sensibilità giuste anche nell'ambito della nostra ASP. I nostri funzionari, i nostri dirigenti sono molto attenti a questa problematica e diciamo
ci auspichiamo appunto che nel volgere di poco tempo Ma infatti ne stiamo possano essere parlando iniziate... proprio per il divenire, perché qua si parla di divenire in qualche modo, no? In questa situazione, e quindi riusciremo anche noi a non avere liste di attesa lunga, avere insomma gli ambulatori in grado, che già ci sono gli ambulatori, però insomma di attrezzarli anche in maniera tale da poter decongestionarli un po'. Esatto, decongestionarli un po', ma questa è la sanità nazionale, purtroppo le liste d'attesa sono dappertutto, ma perché aumentano le patologie, è il numero della gente che chiede l'offerta sanitaria, cioè l'attenzione per la terapia, per la cura delle patologie. Purtroppo le patologie sono in crescendo, dobbiamo un po' adeguarci a queste situazioni. Dottore Galluzzo, ma lei è diabetologo, pensa che questo diabete prima o poi in qualche modo verrà sconfitto dalla scienza medica? Cioè si parlava un tempo di trapiantologia pancreatica, sì. poi hanno visto che questi solotti beta pancreatici di cui parlava il dottore Russo, che sono diciamo quei dotti da dove esce l'insulina prodotta dalle cellule, praticamente non funzionano bene nel trapianto, è un po' un finora fallimento. praticamente non si era riusciti a come dire, proteggere queste cellule dalla aggressione che il nostro sistema stesso immunitario ovviamente fa, mentre in questo momento ci sono delle ricerche molto avanti su delle sostanze che riescono a mascherare le cellule e a proteggerle dall'azione del sistema immunitario. Allora, un po' come i farmaci biologici, cioè io ti metto qualcosa che va a risvegliare un anticorpo che non reagisce all'aggressione dell'altro anticorpo che ti aggredisce. No, di più. No, di si più? mascherano, loro si rendono come se fossero invisibili al sistema immunitario, quindi queste cellule impiantate vengono poi protette nel nostro addome riescono a produrre l'insulina. Uno scudo, allora. Esattamente, Oh. sì. E funziona? E funziona. Ma questa è una bella notizia. Allora, quindi la scienza medica insomma va avanti in questo senso. E allora, per concludere, cosa dobbiamo dire alla gente che ci ascolta, alle famiglie che vivono la gravità di questa patologia, che sicuramente non è una patologia che dall'oggi al domani termina, non termina proprio, va soltanto curata, ma che si deve garantire la qualità di vita oltre la quantità, quello lo diamo per scontato. Cosa si sente di consigliare a chi vive questo dramma? Perché è un dramma, quando una madre o un padre si accorgono che il figlio è diabetico, credo che sia vissuto come un dramma. Avvicinarsi con tranquillità appunto a chi può essere in condizione di aiutare al meglio questi pazienti, che sono sicuramente i medici e gli specialisti. Oggi esiste per fortuna anche una integrazione sempre più sentita da parte dei medici di medicina generale, della specialistica ambulatoriale e la pediatria, che permettono quindi di, attraverso lo scambio la culturale, multidisciplinarietà anche attraverso il territorio, diciamolo, non solo negli ambienti nosocomiali, anche il territorio collabora tra le varie figure professionistiche, insomma, E questo ovviamente è un vantaggio grossissimo per i pazienti che, sentendosi meglio seguiti, hanno anche da parte loro, sono più indotti ad aderire. L'aderenza è un altro fattore molto importante a quelle che sono le prescrizioni mediche, per far sì appunto che attraverso la corretta alimentazione, l'attività fisica, che è molto importante nei pazienti diabetici sia di tipo 1 che di tipo 2, la corretta gestione della terapia farmacologica, sia essa orale sia l'insulina, e soprattutto appunto l'utilizzo ottimale di quelle che sono le strumentazioni, la tecnologia, permettono di far sì che migliori notevolmente la qualità di vita di questi pazienti, si allontani sempre di più la possibilità che possano insorgere complicanze, e questo a vantaggio del paziente ma anche ovviamente della sanità. Certo, esatto, effetto, costo, beneficio, insomma ci sta tutto. Dottore Russo, e allora per concludere, parlava di prevenzione il dottore Galluzzo, esiste una prevenzione del diabete mellito di primo tipo insulino dipendente? Ma la prevenzione lì purtroppo non esiste. Nel diabete di tipo 1, se un soggetto ha una predisposizione genetica, è chiaro che noi non possiamo modificare la predisposizione genetica di un soggetto, per cui quello che noi possiamo fare sicuramente è educare, informare quello che significa sintomo, quello che significa eventuale esordio di una malattia, e quindi individuare quanto prima una problematica, prima che questa problematica possa diventare una problematica drammatica.
Questo invece può essere possibile nel diabete di tipo 2. Nel diabete di tipo 2 indubbiamente, come lei diceva, le modifiche dello stile di vita da un lato e oggi anche la possibilità di utilizzare dei farmaci che noi individuiamo come cosiddetti farmaci innovativi, ma in realtà ormai tanto innovativi non sono, ci permettono di gestire al meglio la patologia, di ridurre il rischio delle complicanze e di allontanare, come diceva il dottore Galluzzo, il rischio delle complicanze croniche da diabete, che possono essere complicanze cardiache, complicanze renali, complicanze vascolari, complicanze cerebrali. Ricordiamoci che i nostri pazienti, quando si fanno delle ipoglicemie ripetute, chiaramente nel corso del tempo queste condizioni possono favorire dei danni anche a livello del nostro sistema nervoso centrale e tutto questo chiaramente indubbiamente può determinare degli effetti che a lungo termine possono essere degli effetti assolutamente dannosi. E per quanto riguarda il diabete dovuto ai problemi di obesità, e noi sappiamo che ci sono tanti bambini che mangiano malissimo per cattiva educazione anche da parte nostra, dei genitori, a partire dalla merenda a scuola, questi noi dobbiamo scongiurare che siano i futuri adulti malati di cuore, malati di altre patologie. Ecco, quindi anche la sensibilizzazione nei confronti della sconfitta di una dieta portata avanti veramente molto male. Ecco, per concludere la trasmissione, noi abbiamo qui Stefania Mangione. Allora, Stefania, Stefania è l'utenza. Stefania è l'altra parte, l'altra voce, colei la quale probabilmente ha avuto un incontro con la malattia diabete, cioè questo tunnel, così l'ho descritto io. Ecco, il paziente che soffre di diabete in una realtà sanitaria in progress, cosa chiede a questa società? Allora sì, io sono una paziente con diabete di tipo 1 e vorrei, cioè quello che chiedo alle istituzioni del nostro territorio è uniformare il nostro territorio a tanti altri territori e quindi dare anche a noi pazienti agrigentini la stessa possibilità di assistenza e di diritto alla salute che hanno tanti diabetici in altre province. Questo che chiediamo. E come assistenza anche l'utilizzo di nuove tecnologie che ci permettono proprio di vivere al meglio la nostra patologia. Regolarmente nella nostra vita quotidiana. Io personalmente ho iniziato con i microinfusori nel 2015, ho affrontato 2 gravidanze diverse, difficili con queste tecnologie e devo dire che non riuscirei più veramente a farne a meno. È come immagino. Quali sono i vantaggi per chi ha applicato la macchinetta, diciamo così, per far un po' capire, che si chiama microinfusore? Sì, ecco, quali sono i vantaggi e quali possono essere gli svantaggi anche per un giovane ragazzo che insomma... Io per adesso ho trovato solo vantaggi, devo dire la verità. A me è cambiata la vita dal punto di vista della salute, perché la mia emoglobina glicata adesso è fissa a 6, sì, e non arriva neanche alcune volte neanche a 6, e la mia vita sociale è cambiata. Io faccio praticamente tutto quello che fanno i miei coetanei, andare a mangiare una pizza, andare al mare senza avere il pensiero della multiiniettiva di avere la penna dietro. Per me è stata una rivoluzione, io non riuscirei più a tornare indietro e vorrei che anche altri bambini, altri ragazzi si affaccino a questa nuova realtà. Ma lei fa parte di un'associazione di pazienti diabetici o di genitori, insomma, che hanno figli diabetici? Allora, io sono arrivata qua 2 anni fa dalla Lombardia e ho visto quanta differenza c'era tra bambini, ragazzi curati col diabete tipo 1 in Lombardia e qua in Sicilia. Per cui ho fondato... Arrivano piano piano le cose, però arrivano. Però arrivano. Ho voluto fondare questa associazione, sì, AGD Agrigento, Associazione Giovani Diabetici di Agrigento. Noi un'associazione no profit, ovviamente. Esattamente, apriamo le porte anche agli adulti, perché questi bambini e ragazzi prima o poi diventano adulti, quindi ci deve essere un passaggio. Sì, c'è una risposta da parte della gente ad aderire alla vostra associazione? Assolutamente sì, ad oggi la nostra associazione può contare su 100 famiglie. 100 famiglie sono tante. Sono tante. Vorrei chiedere a questo punto, l'informazione e la sensibilizzazione e quindi la comunicazione esiste in tal senso? Questi genitori sono preparati, conoscono la patologia, sanno come gestire il figlio, sanno come anche aiutarlo nel suo approccio vita sociale, compagni, sport, corse, insomma. Allora, le famiglie che convivono già col diabete da un po' di tempo si stanno abituando all'idea, hanno studiato perché poi diventano anche autodidatte.
Diciamo che i bambini all'esordio hanno più difficoltà, le famiglie, a entrare proprio nell'ottica, perché molte persone non sanno che il diabete tipo 1 può colpire anche un bambino. Si pensa al diabete senile, non si pensa al bambino. Per cui anche loro entrano in un mondo nuovo, sconosciuto, e iniziano a imparare. Iniziano a imparare. Il nostro lavoro, quello che stiamo facendo, è anche entrare con forza nelle scuole, portare l'informazione nelle scuole. Noi facciamo proprio da tramite tra la famiglia e la scuola, perché questi bambini, questi ragazzi vanno a scuola, hanno bisogno di un ambiente in cui si conosce il diabete di tipo 1, in modo che si possa trattare il bambino o ragazzo allo stesso modo di altri bimbi. Assolutamente sì, ma secondo lei è importante una figura eventualmente uno psicologo, ecco, per aiutare il percorso del bambino? Basta quello che il genitore può dire e dare a figlio? Assolutamente no. Attorno al diabete, appunto, il diabete è una malattia multifattoriale. Come no? È necessario proprio un team di lavoro sul bambino, sul ragazzo col diabete, anche sull'adulto, perché abbiamo avuto casi di adulti. E le devo di dire esordi, comunque di che i adulti bambini si dimostrano sempre molto forti. I migliori insegnanti, al contrario, seguono le regole, sono disciplinati, sono attenti. Ma il supporto psicologico serve anche alle famiglie. E serve alle famiglie. Anzi, prima deve partire dalla famiglia, Esatto. dall'accettazione della patologia da parte della famiglia. Solo in questo modo il bambino potrà accettare di avere il diabete di tipo 1. E quindi come messaggio finale cosa possiamo dire a chi ci ascolta? Magari molti non conoscono questa associazione, no? Magari ecco, potrebbero aderire, saperne di più, confrontarsi, condividere un problema. A volte condividere è importante per superare. Esattamente, noi quello che facciamo in associazione è cercare di mettere insieme le nostre difficoltà, in modo che non siano più difficoltà ma sia un problema condiviso, e cerchiamo di risolverlo insieme. Insieme. E chi ci si deve rivolgere per trovarvi? Allora, noi abbiamo intanto i nostri contatti, che poi se possibile possiamo anche diffonderli tramite... Adesso, per esempio. Ok, io sono Stefania Mangioni di AGD, abbiamo già un gruppo Facebook e un gruppo Instagram. Che non si è capito? AGD. AGD Agrigento. Ok. Associazione Giovani Diabetici di Agrigento. Abbiamo già appunto un contatto Facebook, un contatto Instagram. Questo è importante. Quindi ci possono contattare anche sui social, come già è stato fatto. Tante famiglie sono entrate nella nostra associazione tramite i social. Grazie per questo contributo. Io ringrazio il dottore Leonardo Russo, il dottore Giovanni Galluzzo. Ringraziamo la dottoressa Carisi per l'ospitalità che ci ha riservato. Dobbiamo divulgare. Questa è la cosa più importante, perché la divulgazione sembra una parola così, ma in realtà ringraziamo salva spesso Stefania la vita. intanto per quello che sta facendo per questi giovani e anche per i meno giovani. Penso che sia opportuno segnalare l'importanza dell'aggregazione, e dell'aggregazione non solo tra pazienti, ma anche dell'aggregazione che può riguardare le figure mediche, le figure paramediche e i nostri pazienti. Grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come